Yeah. Ok, lo sai che è la settimana del culo, è o non è la settimana del culo? Abbiamo consacrato questa settimana al culo e vorrei continuare così, cari amici del vostro caro dolce amaro, amato, odiato, umano e disumano amico Gino. Vi saluto ormai tutti i giorni con la frase su per il culo che vuol portarvi fortuna naturalmente. E allora oggi ho pensato di approvvigionarmi di tappi, tappi per il culo, sì, certamente. Ho trovato dei sugherifici. Sugherifici. No, in che senso sugherifici? Ma fanno il sughero, ecco. A parte il sughero è una cosa, come si può dire, naturale, per cui si ricava degli alberi, in particolare in Sardegna, ma voglio dire, il sugherificio significa posto dove si fa il sughero, in realtà non lavora, però non so se il sugherificio sia disponibile in questo momento. C'è anche scritto produzione Turaccioli. Pronto, buongiorno. Buongiorno. Sugherificio? Sì, Marengo Sugheri. Ecco, benissimo. Senta, io avrei bisogno di un grosso numero di turaccioli, visto che voi producete turaccioli di sughero. Sì. Ecco, avrei bisogno di un numero veramente grosso. Ma lei non ha mai acquistato? No, mi hanno dato questo numero, mi hanno detto che appunto voi lavorate bene, per cui... Da dove chiama lei, scusi? Oh, io chiamo dalla Toscana. Ah. Sì, ma per voi fa lo stesso, no? Sì, mica... No, ma io chiedevo soltanto perché mi ha detto che è la prima volta. Sì, no, è la prima volta e qui ho una esigenza, insomma, abbastanza grossa di turaccioli di sughero, insomma. Ma di che tipo? Cioè, il tipo in che senso? buono, il tipo medio, il tipo, insomma, li vorrei casomai perché ho bisogno di diversi tipi, ecco, un certo quantitativo, diciamo, medi, un po' più piccoli, più grandi, insomma, magari poi posso venire lì a vedere, a parlare, sì, naturalmente, certo, di tutto quanto. Ecco, casomai, cioè voi avete già dei tappi, dei turi già pronti come modello, sì, ma se ci fosse bisogno di una cosa un po' di... Si possono fare anche su misura, ecco, così io potrei portare anche qualche... Bottiglia? No, non si tratta di bottiglie. Si tratta di che cosa? Si tratta di culi. Cioè? Culi. Cioè, lei lo sa cos'è un culo? No. Ecco, no. Strano perché io penso che anche lei defechi. No, però... proprio... Oh, brava. Esatto. Ecco, siccome qua in Toscana è pieno di gay, e emettono praticamente, insomma, diciamo la verità, sono un po' spanati, no? Emettono delle flatulenze che a volte, insomma, rendono l'aria pesante perché dicono che sia il traffico, che sia l'inquinamento, invece no. Sono le scuregge, ecco, in realtà. Allora, noi abbiamo così, io e altre persone, abbiamo in mente una missione, cioè andare a tappare questi buchi di culo che, insomma, appiono la città. Ecco, quindi io direi, insomma, tanto per voi è lo stesso, l'uso che... Insomma, no, di solito qui si rivolgono, insomma, per le bottiglie, per le damigiane, anche per bagni schiuma, insomma, sali da bagno. No, guardi, lei non si deve preoccupare, io glieli compro. Guardi, facciamo una cosa. Cioè, l'uso che ne faccio... No, ma io, guardi, lei faccia una cosa, mi lasci il suo numero di telefono, io alle 2 la farò chiamare dal titolare. Perché pensa che sia una cosa un po' strana? No, assolutamente, no, perché così può dire al titolare che tipo di tappi è. Ma vedi, quando io vengo lì, mi porto... perché lui dice che il costo... Sì, ma guarda, il costo è relativo perché noi non abbiamo problemi, ecco, anche è destinato una bella cifra, ma l'importante è riuscire a essere sicuri e ci riusciremo. Cioè, praticamente porto 4 o 5, forse anche meno, forse 3, si può andare su uno standard di 3 contenitori, no? Cioè, diciamo così, 3 culi, cioè 3 persone, ecco, le porterò 3 persone che avranno, diciamo, dei diametri diversi, e faremo la prova su quei culi lì.
Bene, guardi, allora io che cosa devo fare? Prendere il numero di telefono? Se vuole prendere il numero di telefono, sì, lei richiama alle 2, no? Io posso richiamare? Alle 2 c'è il titolare perché la fabbrica non c'è prima lui? Ore. Prima non c'è? No, chiude 2 ore dalle 12 alle 14. Tutti i giorni? La fabbrica, sì, tutti i giorni. Poi è aperta fino alle 18. Ecco, ma per prendere un appuntamento magari e poi vederci là una mattina, un pomeriggio, non so. Senz'altro, perché io, insomma, ci spostiamo, mi porto questi culi, insomma, queste 3 persone, insomma, spero che non abbiano problemi a venire, insomma, noi, insomma, io, insomma, farò il modo, cioè, andiamo in qualche modo, no, queste persone che dovranno, magari dico, vieni, si va a fare una girata e poi gli ficchiamo e vediamo esattamente qual è il modello giusto per l'uno o per l'altro. Allora richiama lei alle 14? Sì, o richiamo io alle 14, domani a quest'ora non c'è? No, sabato è chiuso. Sabato è chiuso, sì, ho capito. Allora richiamo io se non le dispiace. No, come si chiama il titolare, signor Giovanni, benissimo, io la ringrazio, è stato anche molto gentile, anche se la cosa era un po' strana, ma intanto guardi che poi come idea può andare bene anche per chiunque, no? Se lei in casa c'ha un nonno che magari sgancia un po' di noi per fortuna per adesso non ce l'abbiamo, però se si dovesse poi verificare, appunto possiamo pensarci, visto che li abbiamo a portata di mano, non abbiamo difficoltà a prendere la misura. Brava signora, così si fa. Benissimo, allora ci sentiamo più tardi. Arrivederci. Grazie, buongiorno. Vedete come si fa a tappare culi e puzzano? Così si fa. Questa l'ha presa molto bene, tranquilla, l'ho titolare. In fondo dice, noi si vende tappi e poi che fine fanno, dove vanno a essere infilati, ci importa una sega, no? Dice, vediamo però un altro sugherificio. Praticamente come la prende, perché mi ha detto che tutti i sugherifici siano così gentili come è stata gentile la signora del sugherificio con quello lì. No. Vediamo qua, questo è un altro, sono una zona dove sto telefonando oggi piena di, dove c'è questa specializzazione, il sugherificio e quindi tappi di sughero. Pronto, buongiorno? Buongiorno. Il sugherificio? Sì, però è la portineria. È la portineria, non posso parlare con qualcuno? Sono già andati via per l'ora di pranzo, sì. Ecco, se posso esserle utile, volentieri. Posso lasciare un messaggio, magari poi quando tornano? Ecco, a che ora tornano? Per le 2:15. Sì, per le 2:15. Dunque, io telefono dalla Toscana. Sì. Avrei bisogno, un appuntamento perché ho bisogno di dei turaccioli, che lei sappia li fanno, vero? Sì. Certamente, turaccioli di sughero di diverse misure, ecco, per un uso che noi dobbiamo fare qua in Toscana, cioè praticamente tappare buchi di culo. Cioè, qui abbiamo preso, non si vive più, guardi, glielo dico, qua in Toscana è pieno di culi spanati, cioè praticamente non si vive più dalle scuregge. Pensi un po'. Sì, allora noi abbiamo deciso, prendiamo dei bei turaccioli e tappiamo questi culi che non ci fanno più vivere, tanto a loro interessa solo venderli, poi l'uso che se ne fa, vero? E poi uno un pochino più grosso, cioè una serie, mi servirebbe per tappare la bocca a mia moglie. Effettivamente non la faccio più. Lei che dice potrà, insomma, questo la riceveranno sicuramente. Mi riceveranno? Sicuramente. Ecco, ma lei come portinaia ne vede di tutti i colori andare? Sicuramente, e ne sento anche a quanto pare di tutti i colori. Anche col naso? Cosa dice? Sì, questa è forse. E anche con le orecchie, direi. Non l'aveva mai sentita questa qua? Credo di no. Ecco, magari può servire anche per tapparsi le orecchie e non sentire certe cose, ma lei non può perché lei deve rispondere al telefono. Certo. Senta, ma come portinaia lei, no? Sì. Concierge, no? Se la concierge lei. Sì, no, vabbè, in francese lasciamo perdere perché, volevo dire, signora portinaia, le volevo dire, ma il proprietario del sugherificio che tipo è? Un bell'uomo? Un gran bell'uomo. Un gran bell'uomo. Io l'avevo capito, sa? Perché? Anche se sono lontano, l'avevo capito perché io, guardi, ho subito ho un sesto senso io, ecco. No? Ho avuto l'immagine della portinaia innamorata sicuramente, del bell'uomo. Hai immaginato giusto. E magari anche che qualche volta il signor, non so come si chiami, sia passato, vabbè, insomma, tanto posso capire, c'è un cognome, si chiama
sugherificio con un cognome, io insomma, il signor tal de tali, non facciamo nomi, magari qualche volta passa alla sua portineria e insomma lei non gli dice di no, Ha del tempo da perdere lei, sì. No, lei. No, lei. No, lui. No, io dico lei, no, ha io. del tempo da perdere. No, guardi, in effetti io ho avuto questa impressione, cioè che lei fosse una grande amica del proprietario del sugherificio. Ma lei mi deve... Certo che dalla Toscana è una bella veduta lei. Guardi, io più che altro qui non si respira più, signora, è pieno di omosessuali. C'hanno dei culi rotti, guardi, non se ne può più. Tappi, bisogna tappare, ora basta. Bisogna farla finita, giusto? Buona giornata. Mi raccomando, secondo me quel signore lì non gliel'ha dato, e per questo che lei se l'è presa così tanto, ecco, quindi abbiamo trovato comunque qui una portinaia, però diciamo cortese, fino a quando non ho cioè un gran bell'uomo, fin qui andava tutto bene. A un certo punto ho adombrato una sua relazione, anche se saltuaria, con il gran bell'uomo. È lì che la signora se l'è presa. Perché? Perché non gliel'ha dato lui, è chiaro, lui passa, lei ci muore dietro, ma lui non glielo dà la portinaia, capito? Alla concierge. Pronto? Buongiorno, è il sugherificio? No, sbagliato. Come no? Scusi, qua mi dice sugherificio. No, questo numero. Qua è... vabbè, non è il sugherificio. È 61? Sì, vabbè, sì, appunto. 32? Sì. Ecco, qua è 32. Sì, è 35. Senta, comunque lei, se ha bisogno di turaccioli, di tappi? Io? Sì. No. Non le servono dei bei tappi? No, chiama il sugherificio e mi dice a me se serve il tappo, com'è? Sì, ma i tappi mi possono servire sempre per tappare la bocca alla moglie, per esempio, o per tappare il culo al nonno e scureggia, Chi è lei? Scusi. Scusi, io sono uno che rompe coglioni, perché ho sbagliato numero, ma mi va di romperti un po' coglioni, perché con quella voce che hai tu mi sembri di molto rimbambito. Ma che dice? Ma Dio, sei scemo? Che dice? Rimbambolato, scusa, ma tappati a che cosa? Tu lo Ma vedi? vaffanculo, stronzo. Ma c'ha delle perdite, lo vedi? Ma va a cagare, vai. Ma no, mettiti un tappo nel culo. Ma dove sei te? Ma mettiti un tappo, Ma c'ha il culo, ma chi sei? Ma che c'hai? Uno che voleva ma vaffanculo. Ma sta zitto, lingua strascicata. Cretina? Sei il solito scemo. Ma sei un uomo, te sei una merda. Perché se fossi un uomo queste cose non le dici. Non le diresti, no? Non le diresti. Sei con me? Non le diresti, Sei con me che se sei un uomo non dici queste cagate o no? Sì, io ti infilo un tappo nel culo. Sì. Se fossi un uomo, guarda, ma va a cagare. Ma che voce strascicata che c'hai? Mamma mia, è buffo. È buffissimo come parla adesso. Era un uomo di Neanderthal questo qui, no? Infatti l'ho richiamato perché sì. Mi aveva fatto un 2 invece di un 5, è evidente, ma io ora... il neandertaliano non risponde, il neandertaliano. Sì, ora è occupato con una tigre dai denti a sciabola che lo sta impegnando in una lotta strenua. Che è? Risponde se... Sì, l'orso delle caverne, Sì. Senti, un messaggio e il vostro numero telefonico. Vi richiameremo appena possibile. No, guarda, questa io proprio con questa voce. No. Beh, io rifaccio il numero cercando di farlo per benino, perché oggi sono per i sugherifici e che ci posso fare? Abbiamo bisogno di tappi e senza tappi si muore dal puzzo. Ecco, ora ho fatto sicuramente, sono sicuro, il numero giusto. Pronto, buongiorno, è il sugherificio? No, la fabbrica è chiusa. È chiusa la fabbrica? Ma lei riaprono alle 2. Ma lei invece è un'abitazione. È un'abitazione? Sì, ma corrisponde a questo numero il sugherificio. Lo sa, ma è l'abitazione dello sugherificio, ma il sugherificio alle 2 chiude a mezzogiorno e riapre alle 2. È l'abitazione del titolare? Esatto. Non volevo disturbare, perché ho visto sull'elenco, ho visto questo numero, ma ci sono non sapevo che fosse l'abitazione. L'altro numero è quello. Comunque senta, lei è la moglie del titolare? No, ho affittato. Ha affittato? Non c'entro, se ha bisogno che debba fare qualche commissione. Avevo bisogno di turaccioli.
Dovrebbe chiamare alle 2 perché c'è direttamente l'impiegata. Ah, ho capito, quindi se uno chiama qui e vede sull'elenco questo numero, a lei chissà quante volte la chiamano. Non mi chiamano perché generalmente uno presume che la fabbrica sia chiusa in quest'ora. Ma in altre ore la chiamano? No, difficilmente. Vabbè, comunque insomma, non è una cosa che può riguardare a lei se mi chiamano o non mi chiamano, no, ma generalmente da mezzogiorno alle 2 io non so se può riguardare me se la chiamano o se non la chiamano, però potrebbe riguardare me se la chiamano o non la chiamano. Da mezzogiorno alle 2 difficilmente. Ma lei signora, di solito, no, mi chiedevo solamente se di solito la chiamano, ecco, la chiamano o non la chiamano di solito? No. Non la chiamano? No. E perché non la chiamano? Non lo so, dovrebbe chiedere a loro. Certo che... Mi scusi. Loro mi direbbero per forza non si chiama. Generalmente tra mezzogiorno e le 2 non si telefona per una fabbrica. Sì, ma tra mezzogiorno e le 2 si può anche chiamare volendo, no? No, volendo no, tutte perché le ore sono buone per chiamare. Ma signora, tutte le ore sono buone per chiamare, o no? Ma guardi che le fabbriche sono chiuse, non fanno orario continuato. Fabbrica chiusa si chiama, guardi, lo stesso, scusi. A tavola, buongiorno. Guardate, chiavi sulla tavola, che... Secondo me non ha capito bene la parola, forse. Va bene, per carità di Dio, andiamo, che c'è, un altro sacrificio? No, non se ne può più, quanti ce n'è? Ecco, è l'ultimo, forse è l'ultimo. Ma la signora, insomma, la chiamano o non la chiamano? No. Povera donna, anche lei, non capisce la differenza fra una M e una V? Si somigliano nemmeno come lettere, anche quando le scrivi. Non si somigliano. Mi è entrato un tappo nel culo, via. No, niente, via. Allora, abbandoniamo, perché di sugerifici non ce n'è più, non ce n'è più, ti dico. Aspetta. Fai vedere? Sugerificio, produzione curaccia, no, questo è quello che avevo fatto prima, sì. Va bene, non importa. Andiamo, vabbè, facciamo così. Magnussi, ciao. Oh no, ciao. Sono entrato leggermente in una telefonata. Ecco, che non doveva praticamente essere detto ciao, anch'io. Tu, cioè, cosa vuol dire? Questo signore qui è forse occupato, o forse no, fammi rifare questo numero. Sì. No, Oh, sì. Oh, sì. Pronto? Chi parla? Famiglia Succio. Succio? Sì. O succiamelo. Chi è? È Succio? Chi parla? Lei come si chiama di cognome, scusi? Mi dica lei chi è. Appunto, voglio sapere, come si chiama di cognome lei? Se mi dice chi è, io rispondo. Mi chiamo Giuseppe, come si chiama di cognome? Succio. Succiamelo. Me l'ha fatto di dire. La prima parte l'abbiamo conclusa con Succio, ma io ho trovato un altro Succio, e quindi voglio chiamarlo subito, perché siamo a ruota libera e il Succio mi attira, come mi tira, sì, no, mi tira, insomma, sì, va bene, speriamo risponda una donna, casomai, sì. Succio, che noi si dice anche succiare, no, in Toscana si dice succio, succiamelo, succiare, e da altre parti non... Pronto, chi parla? Casa Succio. Me lo succia? Succio. Appunto, se lei fa questa affermazione, Succio, allora me lo succi? Me lo succia? Cosa bisogna? Sì, non so, penso che sia abbastanza chiaro, no? C'è qualcun altro in famiglia? Può passare qualcun altro o c'è solamente lei? C'è mio marito. Mi passa suo marito, per favore, grazie. Vabbè, me lo farò succiare da lui, che devo fare? La signora non mi sembrava adatta, no,
per niente. Ora viene lui. Ah, viene lui, beh. Beh. Io succio, lui succia, gli succia. Succia, dice. Pronto? Pronto, buongiorno. Con chi parlo? Parlo Succio. Ah, ecco, anche lui. Senta, io appunto avevo l'intenzione di farmelo succiare, lei che dice? Come? Avrei avuto l'intenzione, casomai, così, insomma, mi era venuto in mente di farmelo succiare. Però, le dico la verità, non è che fra lei e sua moglie io abbia, insomma, trovato le persone ideali, no? Ma non per capisco. La bisogna, ecco, per la bisogna. Non capisco di che cosa si tratta. Capisco, signor Succio, senta, sa com'è, io, insomma, lei come sta a denti? Ce l'ha i denti, ce l'ha? Non tanto bene. E sua moglie porta la dentiera? Sì. E se la leva non ha più nessun dente? Io? No, sua moglie. No, c'ha la dentiera, sì. Ma quando se la toglie non ne ha più di denti? No. Ecco, va bene, poi si farà con lei. Va bene, passo nel pomeriggio? Per che cosa? Per il succio. Ma no, io non ho bisogno. No, ma ne ho bisogno io. Non avete una figlia, no? Come? Sua figlia è in casa, c'è sua figlia? Non c'ho figli io. No, non ha figli? Ho un figlio ma non è qui presente. Ah, non è qui presente. Senta, che le devo dire? Io la benedico, mi sembra quasi Papa lei. Arrivederci! Ma non so, oggi non sono a casa. Sì, ma non importa, va bene così. Non vengo più, me lo faccio ciucciare dalla mia segretaria, va bene? Anzi, succiare. Arrivederci, buongiorno. Buongiorno. Che è giovane e bella in fondo. Vieni qui Carolina, vieni qui. Ecco, mentre continuo a fare il sondazzo, te me lo succi un pochino, dai, via su. Brava, così. Non mi sembravano i tipi. No, poi è bene che non l'abbiano capito nemmeno. Quindi andiamo avanti e vediamo, sì, certo. Oh, guarda. Informazione gratuita. Che c'è? Il numero da lei selezionato è inesistente. Ma perché? Ma si trattava di pompe funebri, mi piaceva tanto. Mi piace telefonare alle pompe funebri per parlare della mia povera talpa che è morta, vero? Riproviamo a farlo, ma mi sa che... Vero? Me lo dica ancora, me lo ridica, la prego. Me lo ridica. No, ha visto? Non me l'ha detto più. Allora, sentiamo se ci sono i pompai, i pompisti. Io ho sempre trovato a qualsiasi ora le pompe funebri, c'era sempre qualcuno. Pronto, buongiorno, pompe funebri? Sì? Ecco, buongiorno, senta, io ho necessità di un funerale. Sì, dove si trova? Qua in città, il fatto è che, vede, si tratta, ci vuole una bara molto piccola, perché, capisce, la mia talpa ci tenevo tanto, era tanto buona. Purtroppo è morta stamattina. Oh, ma come? È andato via? Ma questo è il lavoro, questo è il lavoro. Facciamo funerale una talpa, ti pago. Ma non l'ho capito io, Ma che lo so io. Sono sempre pronti, a qualsiasi ora, non chiudono mai. Le pompe funebri non chiudono mai, Tutti gli altri magari a quest'ora non li trovi. Le pompe funebri sempre. C'è sempre qualcuno che risponde. Non risponde più. È morto. Sì. Pensa quando muore uno delle pompe funebri, Che succede? Succede che... io sento dei rumori strani oggi. Qui intorno a me. Non so perché, ma... Vabbè. Che devo dire? Ci avrò i fantasmi, visto le pompe funebri e roba del genere, Non lo so, ma sta... Io sento dei rumori. Oddio mio. Vabbè, non importa. Andiamo a vedere. Cos'è? Vabbè, non so se voi li sentite, ma io sento degli strani, come persone che camminano in catene. Insomma,
Non lo so, vabbè, è l'atmosfera delle pompe funebri improvvisamente dà questa impressione, Non lo so, qualcosa di strano. Sai, io ho la cuffia, sì, con questo microfono piglia tutto. Ah, questo è un dottore, però c'ha un nome, sarebbe adatto. Purtroppo non risponde. Non risponde perché il dottor Sudario. Il dottor Sudario non risponde, peccato. Sarebbe stato carino, il dottor Sudario. Ta 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 ta. Pronto, sono il dottor Sudario. Porca miseria. Mamma mia, peccato che non ci fosse. I dottori non ci sono mai, in effetti. Quando tu ne hai bisogno. Vabbè, e come preti a volte, dunque, vedo che c'è. Numero da lei selezionato? No, non mi dica queste cose a bischero e via. Dai, mi fa sempre questi scherzetti, questi pessimo gusto, Oh, ecco. Parliamone chiaramente. Oh sì, ora me lo ridice, vuoi vedere? Lo rifà. Il numero Ho capito. Avevo trovato uno insieme a Suca Minchia, che si può fare? Ma il dottor Sudario mi è proprio sfuggito, per peccato, perché si poteva fare una bella telefonata di quelle, come si può dire, orrorifiche. Fiche. Dunque, sì, vabbè. Ma voi andreste a curarvi dal dottor Sudario? Ma sta zitta! Ma via! Guarda, io non lo so, io faccio tutti i nomi e non ne trovo più uno. Sì, vabbè, proviamo qui. Dottor Sudario, mi curi? Sì, d'accordo, venga che l'avvolgo con le mie cure. Il dottor Sudario, mamma mia. Cioè, potrebbe essere... è un personaggio per qualche film dell'orrore, può essere il dottor Morte, il dottor Sudario, no? Certo. Va bene, il dottor Sudario. Facciamo il dottor Sudario, lo farò io, visto che non c'era. Continua a sentire rumori, Va bene. Ma non c'è più nessuno. Questa benedetta città, Devo fare il dottor Sudario, io voglio fare il dottor Sudario. Oh, guarda un po', nuovo personaggio, dottor Sudario. Sì, qui i personaggi nascono, muoiono, dans l'espace del matin, oh oui. Cosa sarebbe l'espace del matin? Accidente a te! Ma avverti, no? Abbi pazienza, No, volevo dire l'espace del matin, cioè l'espace sarebbe un modello di una Renault l'espace, sì. Nella macchina del signor Matin deve essere un francese, non è così, Non è così. Va bene, ma vediamo se finalmente si riesce a parlare con qualcuno, perché qua sto facendo un monocolo. Via, andiamo. Allora lì diventa strano, diventa particolare. Il dottor Sudario ha colpito? Sì, ma qui ragazzi, veramente, io ho tutti i numeri e non risponde più nessuno. Prima rispondevano. Peccato che non arriviamo alle 2 col sondazzo, perché se fossimo arrivati alle 2, si poteva anche, magari, avremmo potuto telefonare a quel Pasquale Bruni, buongiorno. Pronto, buongiorno. Come ha detto, scusi? Pasquale Bruni. Sono il dottor Sudario. Sì. Dovrei parlare con il signor Pasquale. Guardi, non è in azienda. Non è in azienda? No. No, perché c'è una cosa molto importante. Lei sa che il signor Pasquale... Lei è parente del signor Pasquale? No, sono la centralinista. La centralinista, va bene. Lei sa che il signor Pasquale ha le ore contate? No. Quindi dovevo in qualche modo, come dire, supportarlo in questo momento particolare. Lei quando l'ha visto l'ultima volta? L'ho visto a inizio settimana. Ecco, sì. E purtroppo quando entro in scena io sono il dottor Sudario. Vabbè. Non so se rivedrà il signor Pasquale, ma se lo vede gli dica che ho telefonato.
Ma vuole che le trasferisco la chiamata sul cellulare? Sì, grazie. Prego, arrivederci, buongiorno. Arrivederci, stia attenta ai congiuntivi. Un attimo solo, grazie. Sì, prego. Ha detto vuole che le trasferisco. Quasi quasi avvolgo anche lei. Va bene. Parleremo con Pasquale. Secondo voi ci è rimasta male la tizia? Ma un po' interdetta sicuramente sì. Ma avere le ore contate non significa dover morire. Vuol dire contare le ore. Si contano tante cose, le pecore, i soldi, i pilocchi in testa. Beh, e quindi questo trasferimento sul cellulare è molto laborioso. Assai laborioso. Forse ci ha voluto parlare un attimo prima lei per avvertire che c'è il dottor Sudario e lui gli starà dicendo ma io sto benissimo. Ma chi è questo qua? È un orientatore, non ci voglio parlare. Ha le ore contate, signor Pasquale. Ma che ore contate, imbecille? Fa proprio bene, ti dai. Intanto la musica, questa musica mortuaria si sta elevando. Oh, pronto? Pronto? No, guardi, non mi risponde, mi può lasciare un recapito? Sì, certo. Mi dica. A parte che lui lo sa, comunque via del cimitero, numero 32, dottor Sudario. E il numero di telefono? Il numero di telefono è... Pronto? Un attimo solo. È questo, può segnare? Sì. Le do questo che è meglio. Sì. Requiem Eterna. Ma scusi... Dona eis Domine. Et lux perpetua luce a te. Ma come? Non ha preso il numero. Non ha preso il numero. Ma io a volte mi domando. Io mi domando a volte... Ma era un numero... Va bene. Oh, andiamo... Sì, mi piace fare il dottor Sudario, dai, belli, non si allunga la vita questi, certo, cioè, magari in un coccolone a sentire il dottor Sudario. Beh, esiste il dottor Sudario, ti dico che esiste. Ecco. Andiamo, ecco, questo. Anzi no, questo. No, rido perché... No, cambiato perché mi ci veniva meglio come nome. Beh, vediamo qua, eh. No, sì. Vediamo un po'. Il numero... lo sapevo, il numero... L'utente non è abilitato al tipo di chiamata richiesta. D'accordo, ho capito, non è abilitato. Perché possa andare anche a fare in culo l'utente, vero? Sì, l'utero. L'utente, dunque, va bene, d'accordo. Sì. Ecco, questo invece, vero? Ecco. Questo invece sono il dottor Sudario. Non devo ridere, scusa. Pronto, buongiorno. Buongiorno. Parlo con Filippo? No, hai sbagliato il numero. No, come? Io sono il dottor Sudario. No, io non lo conosco, guarda. Stringa. No. Stringa? No, non lo conosco. Stringa! No, non sono Stringa io. Stringa, ho detto! Stringa! Cosa c'è? Stringa, ho detto stringa! E cosa c'ha? Ciò che... Stringa, forza, stringa! Che aspetta? Subito, stringa! Pronto? Se ne è andato. Ora la cosa, effettivamente si chiamava Stringa, abbi pazienza, non è Stringa, ma io lo so, avrà stretto. Stringa. No, sì, anche questo secondo me ora mi dice questo numero non va bene, me lo dica, non è abilitato, me lo dica, su, abbia il coraggio almeno di dirmelo.
Non c'ha nemmeno il coraggio di dirmelo, guarda. Non hanno. Dunque? Ha scelto un'altra via. Va bene. Non mi importa. Il dottor Sudario colpirà ancora più in là, un po' più in là. Beh, facciamo questo e poi chi ha preso il caldo, pigli fresco. Ecco. Cazzo di... Proviamo qui. E dai, che c'è un bel cognome, mi piace. Su, vieni. Niente. Sai come si chiamava? Strazzacappa. Bisogna in qualche modo recuperare una voce umana, una vita umana, un'intera vita. Vediamo un po'. Non mi dire nulla. Me lo dici? Mamma mia, ragazzi. Guarda, sì. Vabbè, d'accordo. Vai, ho bisogno dell'ultima voce umana e la devo ottenere in tutti i modi. Quali modi? Tutti. Ecco, tutti, anche tirandola fuori dalla tomba, Forza. Ecco, l'ho tirata fuori dalla tomba. Il sondazzo, ma lo trovi anche su ReteG.net e ci trovi il sito mito, scherzi atroci, 1000 mesi, io confesso, spiritico, è un mondo in più in cui vivere. E se vuoi il G per una serata spettacolare, chiamalo 0574 57 17 21 dalle 15 alle 16. Allora! Non c'è il sondazzo, stasera io m'ammazzo, passerò per pazzo, ma non mi importa. Ma se c'è il sondazzo, io non mi strapazzo, sto qui mi sollazzo, non mi rompete il